Quarta corsa dall'Arcoveggio, ancora 4 anni, ancora sul miglio, sono in 10. Lo schieramento: 1 Eric di Girifalco, 2 Emily SSG, 3 Expu dei Greppi, 4 Endrigo, 5 Esmeralda Trio, 6 Etrusco Cla, seconda linea 7 Elemis Dorio, 8 Ecce Bombo Jet, 9 Elodie Jack, 10 Efesto GPD. Favori per Eric Di Girifalco, rientrante con Roberto Vecchione, numero 1 dello schieramento, contro favorito Endrigo, numero 4, Giuseppe Pistone. Macchina che accelera, in partenza la velocità, l'errore intanto di Etrusco Cla, mentre sono veloci Expu dei Greppi ed Endrigo che superano Eric Di Girifalco. In breve Expu in vantaggio, Endrigo si presenta. A contatto cerca di restare Eric Di Girifalco, che poi viene superato da Ecce Bombo Jet. Intanto i primi 200 completati. In 15,4 si avvantaggia gradualmente Endrigo, che passa in vantaggio dopo 350 metri, sfila e guida al completamento del quarto, coperto in 30,5. All'esterno è rimasto Ecce Bombo Jet, numero la 9 cui Elodie scia Jack è seguita da squalificato, Eric Di Girifalco. numero 10 Efesto GPD Sbagliato Efesto squalificato, GPD, che come Elodie Jack viene squalificato. 600 metri iniziali con in vantaggio Endrigo. In seconda posizione si mantiene Expu dei Greppi, all'esterno è sempre Ecce Bombo Jet, che ha in scia Eric Di Girifalco e quindi anche Esmeralda Trio. Intanto 1-1-4 il passaggio agli 800, con Endrigo che continua a condurre liberamente. In seconda posizione rimane Expu dei Greppi, per corsie esterne si impegna invece Ecce Bombo Jet con in schiena Eric Di Girifalco, se ne va il chilometro nell'ordine dell'1:16,8. Poco più di 500 all'arrivo, con Endrigo ancora tranquillamente al comando. Nessuno riesce ad avvicinarlo per il momento, siamo al paletto dei 400 metri conclusivi, un parziale ora in 14,5 da parte di Endrigo. Prova a muoversi ora in terza ruota Eric Di Girifalco, ma è ancora distante una lunghezza e mezzo abbondante dal leader. Ecce Bombo Jet è sempre lì, a contatto, completamento delle piegate, ingresso addirittura d'arrivo. Endrigo si presenta in testa. Ecce Bombo in seconda posizione, Eric Di Girifalco prova ad ingambarsi, ma Endrigo ha buon vantaggio a 100 dalla conclusione. Endrigo sfugge nettamente a Eric Di Girifalco, che può essere soltanto secondo, mentre al terzo è ancora Ecce Bombo Jet che precede Elemis Dorio. 1:14,6 con 29 secco a chiudere, 58,4 per l'ultimo giro. Bel primo piano di Endrigo, che raddoppia così la vittoria ottenuta il primo dell'anno qui a Bologna, in identico percorso d'avanguardia. Endrigo e Giuseppe Pistone a segno dunque in percorso di testa. La scuderia è la Marodà per conto di Giuseppe Pistone.